Questo famoso bagaglio che ogni immigrato si porta quando va all'estero, quindi per cercare lavoro, per cercare fortuna, per cercare una condizione di vita migliore. E molto spesso raccontavi che però questo bagaglio viene messo poi sotto al letto, mi dicevi. Mi spieghi un po' questo concetto, cosa significa mettere il bagaglio personale sotto al letto? Per me io lo vedo una cosa sbagliata, perché la bagaglia che dice, parlando della cultura d'origine, se io li porto su un altro paese qualsiasi, io cerco di confrontarli con le altre culture, cerco di arricchirle. Avere insieme due culture non significa perdere la mia, vuol dire avere una cultura superiore. Quindi il significato, tanti immigrati hanno paura solo di mettere a confronto perché hanno paura di perdere quello che hanno, perché magari hanno vissuto dall'inizio fino a 20 anni, hanno avuto solo questo. Quindi è un tesoro per loro, non vogliono perderlo. Invece metterlo a confronto con le altre non vuol dire perderla, serve solo arricchirla. Però dobbiamo cercare di arricchire la nostra cultura, confrontarla con quelle occidentali, con gli asiatici, con tutti. La mia l'ho messo a confronto e cercato di arricchirla con qualsiasi cultura, tra senegalese, rumeni, moldavi, perché accetto tutti i confronti. E mi piace anche che le associazioni culturali che facciano il loro dovere, e sono loro che devono farsi questo. Però tanti parlano solo di associazione culturale e dicono associazione culturale, ma secondo me non fanno niente di culturale, perché culturale vuol dire organizzare. Io preferirei che i comuni si mettessero a organizzare dei kermesse internazionali. Significa mettere 10-15 culture insieme, confrontarle. Cerchiamo di arricchirsi tutti quanti.